Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Aggiornamento che oggi riguarderà la diabrotica e l'informazione che il primo adulto maschio di diabrotica è stato catturato con una trappola a feromoni sessuali in zona di Treviso il 2 giugno. Questo significa che è ormai arrivato il momento di installare le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti di diabrotica per capire se è necessario il prossimo anno procedere alla rottura della monosuccessione qualora il mais non sia inserito in una rotazione strutturata. Il modello previsionale indica infatti che ormai dappertutto ci sono le condizioni per la fuoriuscita degli adulti. È il momento giusto, seguite le istruzioni su come procedere al monitoraggio con le trappole cromotropiche, visitando il sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org o leggendo i bollettini che arrivano via mail qualora siate già iscritti. Se non siete iscritti, scrivete a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Mettiamo fuori le trappole cromotropiche per monitorare i livelli di popolazione di diabrotica. Alla prossima!